C'era la possibilità di chiudere velocemente questa partita, ma però giustamente quando una persona decide di scegliere la sua fondazione e lasciare il partito, uno decide che cambia strada. Interviene in Consiglio regionale mentre è in corso il dibattito sul bilancio, poi parla malvolentieri della Lega. Il governatore Luca Zaia, lo si capisce perfettamente, vuole chiudere in fretta la vicenda Tosi, ha sempre cercato di rimanerne fuori in queste settimane, prova ora a difendere la tesi per cui era possibile trovare un accordo, ma che è stato poi il segretario della Liga Veneta ad allontanarsi, e bene ha fatto Matteo Salvini a difendere il partito, una tesi diametralmente opposta a quella dello stesso Tosi. Più che la questione liste o commissario, secondo Zaia il vero motivo della frattura sta nella fondazione creata dal sindaco di Verona, che sarebbe diventata poi un soggetto politico. Io sono impegnato nel governo della regione, però voglio dire che il tema della decadenza di Tosi non è il tema dei lombardi o non lombardi, viene posta una questione rispetto a una scelta, scegli se vuoi tenerti la fondazione o restare in Lega, ha scelto la fondazione. Ora tra gli scenari possibili c'è anche quello della candidatura di Tosi, un'opportunità che non spaventa il presidente uscente. I sondaggi ci danno assolutamente in vantaggio, però è anche vero una cosa, che il mio terreno migliore è quello con difficoltà, quindi corro per i campi e io sullo sterrato rendo meglio. Altro tema delicato è quello delle alleanze, il partito che tutti tirano per la giacca è l'NCD, nella maggioranza in Veneto e a Roma, ma rifiutato dal segretario della Lega Nord Salvini. L'NCD noi abbiamo avuto un'ottima esperienza amministrativa e ce l'abbiamo, e voglio sottolineare questo. In questa fase c'è ovviamente un impasse che è dato dal fatto che l'NCD è governo nazionale e noi stiamo contestando il governo nazionale. Nessun repulista in programma ora, niente rese dei conti o vendette, e il fatto che nel Consiglio nazionale della Liga la maggioranza rimanga tosiana non sarà di intralcio nella formazione delle liste elettorali, sostiene Zaia, visto che senza più Tosi alla segreteria sarà ora il commissario, il trevigiano Giampaolo Dozzo, a prendere in mano il partito. Abbiamo il commissario Dozzo che affronterà il problema, i segretari provinciali sono sul pezzo e i militanti stanno facendo la selezione, abbiamo migliaia di militanti in Veneto, faranno la loro proposta come accade sempre, nella tranquillità e nella serenità, come accade sempre.